là? Il microfono serve, il microfono. Riccardo? Boh, dai, aspetta, attacchiamo anche questo. Aspetta un attimo. Dai. Calma. No, via la mascherina. Vai. Buongiorno a tutti, un saluto ai presenti, un saluto a quanti ci seguono dalla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Siamo qui questa mattina per fare un breve assunto, una breve presentazione di alcune attività che stiamo portando avanti come Veneto Agricoltura nel settore delle api, della biodiversità e di tutto quindi il correlato a questi due temi in particolare. Iniziamo con, attualmente abbiamo in essere due progetti specifici per le api e per la biodiversità. Uno è partito un paio d'anni fa, l'altro è partito mi pare nel 2021. Sono Biodiversity e Pollination. Iniziamo con Biodiversity, inizio io con Biodiversity, poi il mio collega Fiorentin continuerà con Pollination. Sono due progetti complementari chiaramente, perché l'impollinazione è fatta da insetti pronubi, le api sono chiaramente degli insetti pronubi. Cosa prevede Biodiversity? Perché Biodiversity? Perché tramite questo progetto, insieme ad altri partner italiani, in particolare Friulani, Università di Udine, Polo Tecnologico di Pordenone e due partner sloveni, Università di Lubiana e DSC di Crani, abbiamo inteso questo progetto come la possibilità di cercare delle vie per il miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa di ecosistemi e il monitoraggio tramite il monitoraggio delle api. E perché questo? Perché il progetto si sviluppa innanzitutto, occorre dirlo, in aree Natura 2000, quindi aree SIC, aree ZPS, già di per sé, tra virgolette, tutelate e con un certo grado di tutela. Però è logico che anche qui all'interno ci sono delle problematiche. Noi tra l'altro lo sviluppiamo presso la nostra azienda nel Veneziano, nella zona est, diciamo a oriente della provincia di Venezia, nell'azienda di Valle Vecchia, la quale ha già intrapreso da circa una trentina d'anni un percorso di riqualificazione ambientale, forestale e quant'altro, che l'ha portata ad essere una delle aziende, diciamo, di punta nel settore. Forse ci abbiamo visto lungo, forse ci hanno visto lungo anche i colleghi che hanno iniziato una trentina d'anni fa, perché in questo momento è comunque sicuramente una delle aziende che più sono in vista proprio per queste tematiche molto sentite. Dicevo, aree Natura 2000, questo non significa che siano tutelate del tutto e non significa che in queste aree non si possa e non si debba fare agricoltura. Noi vogliamo, per quanto ci riguarda, capire le possibilità di attivare, di sviluppare un'agricoltura che sia al passo con i tempi, ma che sia, oltre che al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico, economico e quant'altro, anche un'agricoltura che sia al passo con le tematiche ambientali che tanto ci opprimono in questo momento. Per cui in quest'area abbiamo messo a disposizione, come vedete, vogliamo realizzare un sistema, in questo caso transfrontaliero, perché abbiamo due nazioni, diverse regioni che ci lavorano insieme, per il miglioramento dell'habitat di progetto.
La gestione sostenibile cosa significa? Che tramite l'applicazione di protocolli specifici, no, vogliamo capire se siamo bee friendly, che è una parola che non mi piace molto perché viene molto utilizzata, cioè amici degli insetti, pronubi delle api in questo caso, oppure se le nostre pratiche sono ancora lungi dal essere vicine anche al mondo apistico. Per cui quello che stiamo facendo noi è l'applicazione di protocolli specifici per le nostre coltivazioni. L'azienda si estende su oltre 800 ettari di superficie, delle quali circa 400 sono coltivate a cereali, con rotazioni e quant'altro, e nelle quali applichiamo dei modelli e degli protocolli specifici che prevedono l'esclusione innanzitutto di determinati prodotti chimici, che ne so, geodisinfestanti per il trattamento del semete, geodisinfestanti per la semina, concia con prodotti insetticidi dei semi, noi li abbiamo già eliminati, e stiamo valutando anche la possibilità di introdurre o di eliminare in gran parte anche quelli che sono determinati interventi che si debbono fare a livello di parassiti critogamici, quindi per le malattie cronocroniche, ma quindi anche di antiparassitari fungini. Cos'altro dire? Le azioni, in questo caso all'interno della nostra azienda noi abbiamo 3 stazioni, in questo caso siamo arrivati a 4 addirittura, 4 stazioni all'interno dell'azienda dotate di ognuna di un proprio apiario, sono posizionati in aree particolari dell'azienda. Ogni apiario, poi mostrerò lo strumento che utilizziamo, è dotato di un'arnia con un sistema di rilevamento elettronico di alcuni parametri, vi spiegherò magari più avanti. Questo ci permette, innanzitutto i protocolli sono congiunti e condivisi per ogni partner. È chiaro che non lavoreremo sulle stesse tipologie di prodotto, chiamiamole così, nel senso che noi a Valle Vecchia abbiamo soprattutto cereali. Gli altri partner si concentrano soprattutto in aree magari dove ci sono pascoli, dove ci sono prati, dove ci sono altre culture, dove c'è allevamento di pecore e quant'altro. Però alla fine il protocollo che utilizziamo è lo stesso, l'obiettivo è lo stesso, le azioni che portiamo avanti sono uguali. Quello che vogliamo arrivare ad avere è una raccolta di dati su quello che stiamo portando avanti e una diffusione di questi dati, come con la raccolta di dati tramite l'arnia elettronica, ma non solo, abbiamo attivato anche delle schede di rilevazione specifiche, perché chiaramente uno strumento elettronico è in grado di raccogliere alcuni dati e poi trasferirmeli in modo continuo, ma alcuni dati, diciamo, nei quali serve l'occhio umano sono ancora importanti e dobbiamo raccoglierli manualmente. Questi dati vengono trasferiti ad un sistema attualmente un sistema di bollettini apistici che raggiunge gran parte degli apicoltori del Veneto e che potete trovare sul nostro sito, chiaramente nel momento in cui vengono prodotti, e che in un prossimo futuro stiamo definendo anche la realizzazione di un'applicazione da smartphone, in maniera che questi dati siano immediatamente visibili e non abbiano bisogno di filtri. Chiaramente sono filtrati, li puoi definire come dati, però non hanno bisogno poi di una successiva trasmissione, ma chiunque vuole vedere la situazione delle nostre aree o comunque la situazione regionale dell'apicoltura o comunque lo stato degli alveari, una serie di indici, si trova in quest'app una serie di indici che possono essere utili per la propria attività, anche perché non dimentichiamo che collegato al progetto abbiamo sviluppato anche un'ulteriore attività di monitoraggio regionale della situazione apistica. Quindi attualmente abbiamo sul territorio regionale una quindicina di arnie elettroniche che si rilevano in continuo una serie di dati. Contiamo che entro fine anno, anzi entro già l'inizio della primavera, di arrivare a 20 arnie. Per cui dovremo arrivare tra le 2 e le 3 arnie elettroniche per ogni provincia, 2 o 3 apiari studio per ogni provincia di monitoraggio, che dovrebbero darci un dato piuttosto corposo e valido per tutta la regione. Mi permetto di farvi osservare lo strumento arnia elettronica, in questo caso, che è fondamentale per il nostro progetto. Che cosa rileva? Rileva i seguenti dati: il peso dell'arnia in continuo per una
apicoltore è importante perché dal peso rilevato in continuo, e questo lo può vedere già direttamente, questi dati li può già vedere sul palmare, perché c'è già un'app dedicata solo per questi dati. E può vedere in qualsiasi momento, parlo per esempio per Nova, Madisti o quant'altro, che ne ha tante sparse per il territorio, può vedere in continuo lo stato di quell'arnia e presumibilmente anche del gruppo di arnie che l'ha. Quindi il calo di peso, l'aumento di peso è indice di qualche o problematica o buona nuova. Lo stesso dicasi per il numero di voli delle api. Sono dotate di contavoli queste armi elettroniche e quindi il numero di voli mi permette di capire lo stato giornaliero delle mie api. Possono capire se le api hanno volato, se non hanno volato, intervenire subito e valutare quali sono le problematiche, magari temperatura, il sensore di umidità mi rileva che la giornata è stata bagnata, ok, non mi preoccupo, il calo di voli è dovuto al fatto che le api non hanno volato, però se trovo tutte giornate buone per tempo resto da un calo di voli, appunto, mi si apre un'allerta e intervengo in maniera immediata e precisa. Come vedete, è uno strumento indispensabile per fornire dati tecnici nel momento in cui devi gestire una serie di apiari e di stazioni dislocate su tutto il territorio regionale e consente di monitorare, come si diceva prima, un certo numero di arnie, l'arnia in questione, ma anche un certo numero di arnie. Solitamente per quale motivo? Perché di solito gli apicoltori creano delle stazioni di arnie piuttosto omogenee, per cui se c'è un'arnia ha delle problematiche o mediamente ne hanno tutte le altre, oppure comunque è sintomo di qualche problema che si può sviluppare anche in altre aree. Come vedete sono semplicissime, sono composte da un pannello di alimentazione, da delle sonde interne che rilevano la temperatura, ecco un altro indice importantissimo, soprattutto nel periodo invernale. Sappiamo che l'arnia, che diciamo la famiglia di api tiene una temperatura interna alluviale che può andare dai 33-34 gradi fino al massimo a 35 gradi e deve essere costante per tutto l'anno, con piccoli sbalzi tra l'estate e l'autunno. Le api lavorano, hanno una propria capacità di termoregolarsi e questo è importantissimo per la sopravvivenza sia della regina e sia chiaramente nel periodo estivo della covata. Più la temperatura è costante e meno problemi ho all'interno dell'alveare, ecco questo è un dato importante. Il contavoli, come abbiamo detto, è qui davanti, questo è autoalimentato anche da pannelli solari, una bilancia elettronica che vedete qui sotto e un sensore pioggia posto posteriormente alla bilancia. Questo è un esempio di dati che mi dà in diretta un'arnia. Come vedete mi dà voi non vedete il mio dito. Per esempio prendiamo questa settimana di dati, giornalmente l'arnia mi dà il numero di voli, lo scostamento percentuale, il peso, quindi vedo in questo caso dal 26,4 in questo caso al 2 del 5 c'è stato un aumento del mio peso che è coinciso con ogni probabilità con la posizione, il periodo nel quale si forma il melario e con l'inizio dell'importazione di miele. La temperatura minima registrata giornaliera e la temperatura massima e come vedete la temperatura dell'arnia che si è mantenuta costante per tutta la settimana, quindi questo è un buon sintomo. Come vedete abbiamo avuto l'anno scorso purtroppo quei mesi di bagnato che ci hanno poi costretti magari a togliere il melario e ad alimentare le nostre api, però vedete che fondamentalmente questi sono dati essenziali per capire lo stato di sanità delle mie api, oltre chiaramente a una valutazione visiva che questa non manca mai. Ecco, questo è in sintesi quello che stiamo facendo con il Biodiversity. Se ci sono delle domande, delle richieste, sono qui, lascio la parola perché altrimenti ci dilunghiamo con il collega Fiorentino del seguente progetto.
buongiorno. Allora, Pollination. Questo progetto è un progetto LIFE, quindi viene finanziato dalla Comunità Europea all'interno del programma LIFE, che è un programma che è essenzialmente mirato alla conservazione della natura e al miglioramento dell'ambiente, in senso lato. Poi ha molti sottoprogrammi e in questo caso noi lavoriamo sul tema della biodiversità al di fuori delle aree Natura 2000, quindi questo diversamente da quello che diceva prima il collega, questo progetto qui avviene in contesti molto antropizzati, in agricoltura, in centri urbani, ancorché piccoli medi centri urbani, e lungo arterie viarie. Allora, quali sono diciamo, i punti fermi capisaldi di questo, i presupposti di questo progetto? Il declino degli impollinatori. Questo progetto non è legato alle api in maniera specifica, le api sono uno importantissimo, ma uno degli impollinatori. La flora del Veneto, che ancora circa 3.000, più di 3.000 specie, ha molte specie vegetali che non sono minimamente frequentate da api, ma sono impollinate da altri gruppi sistematici di insetti. Questo progetto prende in considerazione la funzionalità in pollinazione in generale, la funzionalità degli ecosistemi, e nello specifico lo farà con le azioni che adesso andrò sommariamente a descrivervi, anche perché agli inizi, diversamente dal progetto del collega che vedete è già abbastanza compiuto, avanzato, questo noi siamo un po' i primi passi, un progetto che durerà 5 anni, circa 5 anni, noi siamo all'inizio del primo, abbiamo iniziato l'anno scorso con azioni preliminari, c'è già qualcosa in atto, ma siamo all'inizio. Allora, questi impollinatori, uno studio recente dice che declineranno di circa il 40% nei prossimi 10 anni con l'attuale trend. Uno studio pure recente del 2012 individua le cause, i drivers, si chiamano loro, di declino dei impollinatori. Il contributo pur importante dei pesticidi, quello che ci è più familiare, è in realtà, secondo questo studio, soltanto il secondo in classifica. Il primo è la perdita di habitat, in pratica la perdita di fonti alimentari. Questo è dovuto alla semplificazione ambientale in agricoltura, gli agroecosistemi sono cambiati, sono andati perdendo alcune componenti chiave che poi vedremo, e quindi questa perdita di fonti alla fine di cibo, di alimentazione, sono andate a incidere più significativamente che non gli stessi pesticidi che pure non mancano in agricoltura. Quindi questo è interessante perché mostra quanto diciamo in generale per il declino della biodiversità questo parola habitat sia una parola chiave, è sempre il primo in classifica, la perdita dell'habitat. Allora, Veneto Agricoltura è un partner di questo progetto. Io qui sto dando a braccio, non ho una presentazione, questo è il sito web del progetto. Quindi se volete non fate altro che scrivere Pollination su Google, lo trovate. Noi siamo uno dei partner, i partner sono elencati qui, eccoli qua. E adesso vediamo se si apre. Il capofila è l'Università di Venezia Ca' Foscari, siamo in 10 in tutto, eccoli qua che li scorriamo. C'è anche un partner straniero, sono spagnoli in Aragona. Il Veneto Agricoltura è rappresentata in questo progetto da 2 unità. Io mi occupo delle piante, sono responsabile del centro di Montecchio Pretalcino, vivaio. Poi ci sono i colleghi e le colleghe della sede di Tiene, che invece si occupano di alcune delle azioni, diciamo, close to market, che poi vedremo di cosa si tratta, che dovrebbero sostenere gli esiti di questo progetto. Poi c'è la Regione Veneto, c'è anche la Regione Friuli Venezia Giulia, ci sono dei gruppi privati, dei gruppi e delle società private, eccoli qua. Allora, è il concessionario Autovie Venete e il passante di Mestre. In pratica noi cosa vogliamo fare? Il declino è dovuto a quello che abbiamo detto, quindi perdita di fonti alimentari e di habitat, noi vorremmo andare a aumentare, dovuto alla semplificazione del paesaggio agrario, noi vorremmo andare a aumentare con gli elementi di complessità tipici di quel paesaggio, che sono le siepi campestri, le fasce fiorite, i prati da fieno ricchi di specie, e collocandoli nei 3 ambiti chiave della nostra regione. Dicevamo che su questo progetto si svolge fuori Natura 2000, quindi in pianura, completamente in pianura, e ha come obiettivi 3 target, 3 contesti territoriali. Le aziende agricole, ce ne sono 12 aziende agricole che saranno oggetto di interventi pilota. Queste 12 aziende agricole sono tutte aziende un po' particolari, sono aziende biologiche, le prime 11, la 12ª è un'azienda convenzionale che però aderisce a uno schema di certificazione, mi dicono essere abbastanza nuovo,
che è agricoltura sostenibile, cioè lui adotta l'agricoltura, è un'azienda zootecnica questa, quindi non biologica, convenzionale, ma adotta una serie di misure di mitigazione che fanno sì che venga riconosciuta adesso la certificazione di agricoltura sostenibile. Molto interessante perché zootecnica non sparge liquami ma sparge letame, quindi dà letame sui prati, che è una delle cose, il letame a volte si dice è più raro del panda gigante nell'agricoltura attuale perché è uno dei motivi per cui ci occupiamo di questo tema. Quindi aziende agricole. Cosa faremo in queste aziende agricole? Allora, sono aziende sia orticole, frutticole che a seminativo, quindi destinate all'alimentazione animale, che zootecniche proprio. Andremo a fare 3 cose. La prima, abbiamo le siepi di arbusti, le conosciamo già, le metteremo a dimora, ma soprattutto faremo una cosa che io chiamo in maniera un po' così, per dire, colloquiale, siepi di erba. In pratica sono, poiché i prati da fieno legati a un certo tipo di agricoltura, che è quella che Silvano conosce molto bene, che è l'agricoltura di chi ha pochi capi bovini, i bovini mangiano l'erba, fanno la cacca e mettono la cacca sul prato, quel coso lì si è interrotto, ci sono grandi aziende zootecniche e sono venuti bene i prati. In alcune parti della pianura, pur producendo fondamentalmente il cibo per i bovini, non ci sono bovini, in tutta la bassa pianura. Allora, noi faremo che questa componente floreale dei prati da fieno, che sono spariti dal piano campagna della sua interezza, sopravviva sotto forma lineare. Analogamente si diventa le siepi, ma con meno intrigo, meno impaccio, diciamo, per il movimento di mezzi agricoli, ci saranno delle fasce che ricostruiscono in forma lineare, di striscia, il prato. Okay? Le specie che metteremo sono le margherite, la salvia, adesso dico la scabbiosa, triandra, la Cnausea arvensis, non mi vengono i nomi comuni, ce ne sono tanti, il tragopogon orientalis, il dente di leone, non sono specie rare, in forma lineare. Dentro ai corsi d'acqua, d'accordo con i consorzi, anche lì c'è una cosa interessante che faremo, cioè anche lungo i corsi d'acqua c'è una componente di piante che a seconda del tipo di gestione che viene fatta, più o meno intensiva da parte del consorzio, c'è o non c'è, oppure c'è ed è brutta ma è conservata, oppure c'è ed è bella e ben conservata. La flora dei fossi comprende delle specie a fioritura estiva. Quando le specie del piano campagna hanno esaurito a partire dalla tarda primavera dell'inizio estate il loro ciclo, iniziano quelle dei fossi. Ci sono specie importanti come i fossi a fiore a fioritura estiva. A contatto con l'acqua le piante fioriscono fino ad agosto compreso. Di conseguenza alimentano gli animali, intendo i impollinatori dell'estate, e soprattutto la componente più estiva degli impollinatori, che sono le farfalle. Ecco, ho dimenticato di dirvi, appunto, non siamo a parlare solo di api, ma un po' di tutti gli impollinatori, gli apoidei, i più precoci sono i bombi, che sono già da un po' in azione, anche altri menotri come le vespe, le mosche in senso lato, i ditteri importanti, i sifili, i bombilidi, e poi i coleotteri e le farfalle d'estate, quindi tutti quanti questi componenti. Quindi non stiamo facendo nulla di intensivo, è soltanto un ripristino di funzionalità ecosistemica con tante specie diverse, anche perché l'idea di concentrarsi su qualcosa di specifico nel momento in cui stiamo andando incontro a un cambiamento radicale del contesto climatico non è una buona idea. È bene diversificare, avere molta diversità di specie, molta diversità genetica, sempre ovviamente coerentemente con il contesto ambientale in cui operiamo. Quindi questo. Aziende frutticole, aziende orticole, studieremo delle soluzioni ad hoc, le stiamo già cominciando a utilizzare, poi ci sono le aziende zootecniche e poi passeremo a un altro contesto che è quello dei centri urbani. Anche lì modi alternativi di usare gli spazi di proprietà dei comuni, ad esempio. Stiamo lavorando su 5 comuni, 2 molto piccoli, ma molto entusiasti e trainanti in molti interventi: San Bellino in provincia di Rovigo e Carceri in provincia di Padova, poi ci sono Mirano nel veneziano, Caldogno nel vicentino, che è anche proprio un partner importante, e Cartigliano, sempre nel vicentino. Quindi sono 5 comuni, non sono capoluogo, ma hanno quella tipica situazione di campagna inurbata che è un po' la caratteristica urbanistica, paesaggistica predominante nella pianura veneta. Quindi hai degli spazi dentro il paese, ai margini della periferia del paese, che vengono convertiti con degli interventi che non sono altro che interventi pilota, alla fine dimostrativi. La cosa interessante è che il comune di Caldogno si farà carico di azioni di tipo di replicazione, introducendo queste misure a favore degli impollinatori degli strumenti di compensazione urbanistica e presentandole agli altri comuni.
Ultimo ambito è quello delle arterie viarie, e cioè il passante di Mestre è nella sua dimensione importante partner di questo progetto, che per 30 km ospiterà un intervento di aumento della diversità dei prati già esistenti di passante verde per una superficie di circa 50 ettari. Dando un po' di numeri, vado a memoria, avremo quindi 20 ettari di interventi pilota, quindi sono importanti le superfici, ma non sono fini a se stesse, sono finalizzate a dire si fa il modello, si prova come funziona e dopo lo si propone, vedremo a chi per la replicazione. 20 ettari di seminativi convertiti a prato ricco di specie, 260 ettari circa di prati già esistenti poveri di specie arricchiti, anche con alcuni aspetti eclatanti, penso, spero, dal punto di vista mediatico. C'è la regione Friuli Venezia Giulia che farà questo intervento sui bastioni di Palmanova, che hanno una cinquantina di ettari di prati, quindi un sito UNESCO importante. Tra i 4 km di siepi campestri, una ventina di ettari di macchie arbustive, quindi siepi non lineari ma diciamo a pieno campo, e una quantità di ettari che però è poco significativa di lunghezza, diciamo, di queste fasce fiorite importante, di cui adesso non ricordo, ma basta che andate a consultare il sito. Noi produrremo 265.000 piante. Avremo in tutto, questo progetto mette in gioco tra noi e il Friuli circa 360.000 piante, in gran parte sono piante erbacee. Perché piante erbacee? Perché adotteremo il metodo, facciamo finta che questa moquette sia un prato verde privo di specie, tutto di graminacee, andremo a piantarci in mezzo ai fiori in pratica. 30, 35, 40.000 piante arbustive e un quintale e 20 di seme, perché faremo anche sementi, ci sono metodi combinati. Perché queste azioni ho sottolineato più di una volta pilota? Perché un partner è la Regione Veneto. La Regione Veneto è chiamata a mettere in atto il piano di sviluppo rurale, cioè gli incentivi per chi adotta certe misure. E il ruolo della Regione Veneto, nella fattispecie c'è l'ufficio, diciamo, agroambiente, ecco, loro saranno chiamati a introdurre sia le misure che mettiamo a punto che gli indicatori che produrremo all'interno delle misure di sostegno agli agricoltori. Primo. Secondo, facevo prima menzione della sede di Tiene di Veneto Agricoltura, ci sono anche delle misure per aumentare l'appetibilità sul mercato di certi prodotti, cioè quello che fa questo progetto è abbastanza vorrebbe essere abbastanza radicale, cioè vorrebbe dire noi vogliamo proporre che proprio l'agricoltura, quella che va bene per le api e quindi alla fine anche per noi, adotti almeno su una certa superficie un certo tipo di assetto produttivo, ovvero anche le aziende biologiche in realtà hanno limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari, come sapete, ma non è che questo significa che sono aziende ricche di biodiversità, che a volte mancano gli elementi importanti, quindi andremo a misurare senza pesticidi la differenza di habitat. Ma attualmente, ad esempio, le aziende zootecniche danno del fieno, hanno degli erbai, danno erba, nei loro protocolli non è previsto il mais, ma non di meno questa erba non ha una componente floreale, è sostanzialmente formata per una parte da graminacee. Ecco. Qual è la differenza dal punto di vista organolettico, sensoriale, del latte e dei prodotti freschi ottenuti da un latte, da un pascolo, da un'alimentazione basata sull'erba semplificata, chiamiamola, e sul fieno complesso con molte specie? Questo andrà misurato, verificato, questo è un lavoro di agricoltura non mio, ma dei colleghi di Tiene che sono qui, e una volta fatto anche sarà interessante l'aspetto più commerciale, quindi sapete che c'è già il prodotto latte fieno, no? È un marchio che viene utilizzato, sarebbe interessante vedere se potrà chiamarsi latte fieno fiorito, latte fiori, una roba del genere, sto sparando di nome, però ecco, è interessante questo aspetto perché c'è questa duplice, diciamo, aspetto, sia il contributo pubblico per convertire, che sono una certa parte di seminativi a prato, per mantenere i prati esistenti. Tra parentesi, i prati li stiamo perdendo ancora in questi giorni, no? Per motivi a volte opposti, cioè l'abbandono dovuto alla scarsa relatività da una parte e dall'altra opposta la sostituzione con seminativi oppure l'intensificazione, la sovraconcimazione, e sappiamo che la sovraconcimazione porta al declino delle fioriture, cioè un fattore, l'azoto, più c'è azoto meno ci sono fiori.
si semplifica la vita, no? E quindi in pratica non solo misure di sostegno pubblico ma anche misure legate al mercato. In questo senso il partner, non so se prima avete fatto in tempo a vederlo, che è Natura Sì, che è eccolo qua, il gruppo che ha le 11 aziende agricole, dovrebbe darci una mano da questo punto di vista. Questo è per sommi capi. Il progetto è appena iniziato, abbiamo cominciato a mettere su le prime piante, le prime 40.000, che non sono poche, ma insomma all'interno del progetto ne sono previste molte di più. Io avrei concluso, se non ci sono domande, altrimenti siamo. Con gli apicoltori di Verona siamo venuti a Montecchio Precalcino a visitare il vivaio. Ecco, lì ho visto però che fate molte piante e anche abbastanza ben organizzate. Quello che secondo me è un po' scarsino è le piante di tiglio. Il tiglio per i viali e così via è una pianta interessante sia per le api sia anche per le temperature, perché sappiamo per esempio tiglio, platano, lontano di monte e così via, sono piante che quando c'è caldo tirano su linfa e quindi acqua, con l'evaporazione foliare abbassa la temperatura perché l'acqua evaporando assorbe calore e quindi la pianta per esempio di tiglio riesce ad abbassare, se è una bella pianta, anche di 4-5 gradi la temperatura sotto di sé, quindi è un'ottima pianta ombreggiante. E anche il legname della pianta di tiglio può essere utilizzato anche da opera, oltre che da statue, perché il legno tenero si lascia lavorare molto bene. Però ne ho visto poche queste piante, ecco. È un peccato perché con la riforestazione di certi ambienti secondo me potrebbe essere interessante. Io questo tipo di comportamento l'ho visto non in Slovenia, in Romania. Ecco, lì facevano un misto di pino, abete e tiglio. Era la felicità degli apicoltori. Noi facciamo ogni anno un piano di produzione, adesso parliamo di vivaistica, a questo punto che è il mio terreno. Il piano di produzione si fa a giugno di quest'anno, faccio il piano di produzione per l'autunno dell'anno dopo. Voi sapete che sono piante di 1 anno, 2 anni, piante giovani. Il tiglio noi produciamo migliaia, quindi se lei è capitato in un momento magari in cui la quantità disponibile era finita, era bassa. Noi abbiamo una quantità che è variabile, perché se io anche produco 10.000 piante di tiglio e uno ne compra 9.000, e quando arriva il senso che dopo devo rifare. Tanto il tiglio è il seme biennale, cioè è un trattamento che il seme prima di dare la piantina si mette in 2 anni, 2 inverni, però noi abbiamo sempre una scorta senza il seme, quindi è un caso che lei sia venuto in un momento in cui c'era poco tiglio, fa parte delle nostre produzioni che abbiano titolo, tutto il resto. Poi la pianura veneta non è il posto dei boschi di tiglio, diciamo, mentre invece che si va in Europa centrale, no? Slovenia, Europa centro-orientale, però lo facciamo, noi abbiamo anche qui aree di tiglio proprio vicino a noi. Se non sbaglio Roberto, che comunque sul sito del vivaio comunque possono trovare eventualmente le liste di piante che annualmente vengono prodotte ed eventualmente anche prenotare se hanno per l'acquisto, se hanno necessità, quindi lì possono vedere numeri e specie e varietà chiaramente che vengono coltivate e prodotte. Qualche altra domanda, qualche altro intervento? Bene, allora direi che possiamo chiudere così. Grazie per l'intervento e per la presenza a chi è qui seduto qui davanti a noi e grazie soprattutto anche a quanti ci hanno seguito sulle nostre pagine Facebook e sul nostro profilo
profilo YouTube, sul nostro sito YouTube. Grazie mille a tutti e alla prossima presentazione.